Buonasera a voi. Mi chiamo Antonio Corda, nato a Neonil il 6/4/31, residente per tutta la vita a Neonil. Allora, la mia infanzia è stata molto disastrata per il periodo che c'era la guerra. Prima della guerra poi ero anche fascista, se no non potevo andare a scuola. Da 6 anni dovevi essere tesserato, altrimenti ti buttavano fuori dalla scuola. Allora si doveva fare la ginnastica, le presentazioni, come i soldati eravamo da quando eravamo bambini, da piccolo italiano, anzi figlio della Lupa, i piccoli italiani, Balilla, avanguardista e tutto. C'erano anche le armi vere sul nostro comune in quel periodo. Poi c'era il segretario, il commissario fascista, che ci facevano fare anche dei saggi, ginnastica e tutto a presentare alla popolazione. A me mi avevano messo come capo a presentare la forza al segretario fascista. Me l'ha fatto che sono fascista perché però non erano del parere dei miei genitori, non si poteva parlare perché era pericoloso. E non si scherzava e mi dicevano di stare zitto, di non parlare, però erano socialisti loro e in parte lo sono diventato anch'io. Certo non mi ha dato tanto vantaggio perché ci sono delle discriminazioni poi con la politica, anche no. Ma comunque si è tirato avanti e abbiamo vissuto così. La gioventù, prima di andare a scuola, si doveva procedere ad andare a mungere le capre, 2 non più, portarle in campagna a distanza ravvicinata, Fontana Morta, Cambule, Arcozzera, dei nomi dei posti, appunto, ed altri che ci avevamo vicino a casa, qui alla scuola. E poi, dopo finita la scuola, si doveva andare dove era mio padre, al lavoro, dove c'era il seminativo. Certo, poco farà, ma la presenza ci doveva essere. Potevo prendere un fascio d'erba per i maiali e si doveva prendere e portarlo a casa per i maiali, per le capre e per tutto, che non era facile. Anche la domenica ci faceva lavorare, prima alla messa, prima dell'alba, quello era per un bambino, puoi immaginare quanto sonno può avere. Allora, prima alla messa, poi fare colazione, portare il bestiame al pascolo, poi a zappare, oppure diserbare, fare gli orti, di fare di tutto sull'agricoltura. Poco era la resa perché poi ne sono venute le annate disastrate e nel 1942 mi pare era cominciata ad arrivare le cavallette che avevano seminato nella valle di Ottana. Le avevano, cioè era una guerra biologica, come si chiama? Avevano seminato le cavallette gli americani
per morire di fame e per arrenderci. Queste sono storie vere. E allora per parecchi anni questi arrivavano e cosa facevano? Dove passavano? Anche le foglie delle piante, tutto. Dove passavano mangiavano tutto. Le spighe, tagliavano le spighe del grano, si mangiavano tutto, capito? Era una distruzione, una cosa. Poi si è rigenerata e nasceva qui per anni. Mettevano le uova e andavamo tutta la popolazione in cerca di abbatterle. Ma cosa potevi fare? Che ce n'erano miliardi, quando nelle ore 10, 11 o 12 che erano già sazi, con le palle si potevano raccogliere con una palla sul terreno e si raggruppavano, che era una sensazione, no? Cosa da immaginabile proprio. Che lavoro faceva suo padre? Faceva il contadino, c'aveva il gioco e poi eravamo in 5 in famiglia, mio fratello più grande del 26. Che il Signore. E allora toccava andare al lavoro con il carro, tagliare la legna, portarla in paese, poi portarla ad Ardauli, andare a 15 chilometri di distanza da Neonili col carro, alzarsi alle 2 del mattino, poi anche col ghiaccio, andare a carro, arrivare fino a Erbeghe Vigos, si chiama Canale Vivo, cioè che si trova al limite di Austria, fra Neonili e Austria. Si portava la sabbia dal fiume, si estraeva al carro, la metà del carro, si trasportava alla strada, poi un'altra metà e si portava, poi si caricava l'altro, si portava a Neonili. 30 chilometri andare e venire il giorno, puoi immaginare? Ma la legna la vendevate? La legna si vendeva, poi ad Ardauli si portava un'altra giornata per vendere un carro di legna. E la sabbia lo stesso. Quanto costava questo metro cubo di sabbia? Oppure 120 euro. Ma era molto cara, le cose erano troppo care. Oggi si vive meglio, più facile. Per farmi un cappotto io ho impiegato 30 giornate per farmi cucire, prendere la stoffa, cucire, per farmi un cappotto. Oggi ci vogliono meno giornate per farsi un cappotto. Hai capito quanto era cara la cosa? Allora, era molto difficile. Poi, d'altro, si andava a arare, a Promontes, andare a piedi naturalmente, sempre, tutto il giorno con l'aratro e la zappa anche. A me toccava la zappa perché l'aratro lo prendeva mio fratello perché era più grande. Lei era il fratello più piccolo? E io ero il fratello più piccolo dei maschi, naturalmente. E mi toccava prendere la zappa a me e zappare tutto il giorno. Prima per me dovevo fare delle scampagnate di corsa, portare la mucca a un altro chiuso che faceva parecchi chilometri. Dove era questo chiuso? Sovrano Safrocas, oppure altro Crasto di Vigia e altri posti, Arbuzera, Suardo, Cambule,
ed altri. Poi al rientro la stessa cosa, si doveva ritornare a riprendere la mucca, oppure le capre erano una in un posto le capre in un posto e la mucca era in un altro e dovevo correre io perché ero più leggero per correre. Se le faccio una domanda così, Prego. a spanne. Quanti chilometri camminava lei al giorno? Se Ardauli andata e ritorno erano 30, lei al giorno? Ardauli andata e ritorno sono 12, sono ok. 6-12. Da qui, ad esempio, ecco, quando si andava a tagliare la legna, si andava a Mazzili, su Saucco, lì sono 7 chilometri, oppure si diceva su Del Manio, Carrelletta, oppure altri posti, San Mente, si andava a piedi, si faceva la giornata, o tagliare legna, o tirare anche i ciocchi di corbezzolo, tirarli, e poi si rientrava a piedi lo stesso a Neonelli. Mettiamo che non si andava sulla strada perché si prendevano dei sentieri più corti, ma fino al Sostegno sono 7 chilometri, però si andava oltre dal Sostegno. Mettiamo che erano 7 andare e 7 a venire, e sono 14 chilometri. Ad esempio, la Vigna, lo stesso, Gutturola, e sono 4 chilometri, e si andava a piedi, e ci sono andato tutta la vita, fino a poco tempo fa, che abbiamo la macchina. No? Prima avevo anche la lamperetta, un periodo. E sono 4 chilometri, andare e 4 venire. E tutto il giorno a zappare. Poi si mettevano, si è partecipato Dunque, la prima vigna che avevamo messo era nel 1939, un pezzo sulle 1500 cippi era. Però ne avevamo un'altra vigna, in Marina Stangia, piccola, quella si zappava tutto a zappa, non si poteva arare perché il terreno non era adatto, era pieno di rocce. E allora in parte quello ci faceva quasi la provvista per la famiglia, l'abbiamo sempre avuto il vino, me ne sono bevuto abbastanza e ne sto bevendo ancora. Qualche giornata passa anche il fiasco se siamo in festa. Però adesso è già troppo, perché quando si invecchia lo senti più l'alcol. Invece quando si è giovane se ne beveva, ma da cuccia uno. Le bevevate? Quante volte mangiava carne lei? Da piccolo? Da piccolo, ogni settimana non mancava mai. La domenica non mancava mai. Buonasera. Non mancava mai la carne, ad esempio, la pasta c'era sempre. E avevamo anche dei capretti, si ammazzavano e si mangiavano la carne. Mica 2, 3, anche 4. Quindi avevamo stavate bene? Bene, no, non bene. Cosa voleva dire stare bene? Sta bene quando non manca niente, che non lavora. Sta bene. Ma quando lo lavora così è poco, perché si avevano delle case molto scarse, no? Senza, come dire, senza riscaldamento, avevamo il camino, sì, legna ne avevamo abbastanza, si bruciava davanti, però dietro era ghiacciato, sinceramente. Poi si doveva prendere, per fare la cucina, era con le braccia,
allora non c'era gas, non c'era niente, con le braccia e del carbone che si faceva anche. Io ho partecipato quando ero ragazzo a fare del carbone per la forgia, però lo mettevamo anche ai fornelli, andava lo stesso.